La ricerca oncologica italiana è sempre stata all'avanguardia a livello internazionale, lo è ancora? Certamente lo è ancora, tutti ricordiamo gli studi fondamentali di Gianni Bonadonna negli anni 70 sulla terapia adjuvante del tumore della mammella, ma negli anni i suoi eredi sono riusciti a fare tanti altri studi importanti con nuovi farmaci, con terapie di tipo adjuvante, precauzionale, con nuove modalità di approccio, con i pazienti in primo piano, quindi credo di poter dire che l'Italia davvero, lo dimostrano anche i dati, è ai primissimi posti nella ricerca internazionale in oncologia. Quali sono le criticità? Le criticità della ricerca dipendono molte volte da lacci e lacciuoli che noi abbiamo ancora, quindi abbiamo delle normative superate, fatichiamo, o meglio i nostri referenti istituzionali faticano a metterci a disposizione delle normative rigorose ma agili. C'è un problema di finanziamenti, quindi il pubblico interviene ma non abbastanza, il privato no profit interviene ma non sempre negli ambiti che noi vorremmo, quindi è un terreno ancora molto vivace, molto aperto e c'è molto da fare.